Francisco ha 70 años y sposo a Romania. Dimitra i sor 20 años, la postus alegria. Arzillu Visanzianu, in anno de assutura, toccava chissà manu, si splendida creatura. Ma certos parentes non son contentos. Allora, oggi prepariamo savregola ai frutti di mare. Allora, gli ingredienti sono, prima di tutto, la semola e l'acqua. Poi utilizzeremo per fare il condimento l'olio, l'aglio, le cozze, le vongole, i gamberi, la granseola. Poi aggiungeremo il pomodoro fresco, il sale, poi il peperoncino andrà dosato a seconda dei gusti delle persone. La mia femmina nuda, non fitta abituata. Quindi come si fa la fregola? Io metto 1-2 cucchiai di semola nella ciotola. Poi prendo anche un cucchiaio, metto un cucchiaio di acqua sulla semola e inizio con un movimento circolare della mano, però le dita apro e chiudo mentre giro, in modo che si formino i granelli. Devo aggiungere in continuazione l'acqua, sempre dosandola e sempre col movimento circolare della mano. Attenti però, perché la mano, le dita vanno tenute sempre aperte per far sì che si formino i granelli della semola e così a sua volta si formi savregola. Aggiungo ancora, se vedo che la pasta tende ad unirsi ancora, aggiungo sempre altra semola e continuo sempre a girare, a rimestare, sempre con le dita aperte. Continuo ad aggiungere dell'acqua, poi devo vedere che tipo di fregola voglio, se la voglio sottile, grossa, piccola. Tusa vida, tus lamentos, Di pura sa pensione, di pura interesse, li pura su dinare pro su funerale. Adesso prendo e lo metto in un cestino ad asciugare un po', fino poi a cucinarla. Ecco qua. Questo tipo è abbastanza sottile, però io la posso fare anche della grossa, la posso fare più grossa, ancora più fine, e poi magari anche in questa che ho fatto qua posso scegliere quella più grossa e quella più sottile, la lascio da una parte dopo che si asciuga un po'. Una volta finita la pasta preparo il condimento. Una volta pulite le cozze e le vongole, e si aggiungono anche i gamberi naturalmente puliti, tagliamo la granseola e aggiungiamo anche la granseola, si fa soffriggere un po' e si sfuma tutto con il vino bianco, si aggiunge il pomodoro, si aggiunge il sale e poi a piacimento si mette il peperoncino. Savregola va bollita, non tanto, e la cottura viene ultimata nel sugo. Non facciamola asciugare tanto però. Dopodiché la si mette nel piatto, si trita un bel po' di prezzemolo, si mette così e si porta in tavola. Ve l'avevo detto che le mamme hanno sempre ragione.